Partita questa serie unica di 100 ostacoli, Bianchini, Mosetti, Marini, Ballin dalla seconda alla quinta. Ma è proprio Nicla Mosetti. 31esima edizione, ovviamente Atletica Silca ha fatto tutto il possibile per poter essere presente a livello internazionale. Infatti gli investimenti sono enormi grazie agli sponsor e a tutti i volontari che ci stanno lavorando in questa manifestazione. Siamo riusciti a portare gare illustri come il lancio del peso, dove abbiamo Fabbri e Ponzio. Siamo all'interno di un circuito di 8 meeting internazionali in Italia. Dopo il Golden Gala esiste il nostro, esiste quello di Padova, di Rovereto, di Lignano, di Trieste, però ci stiamo posizionando, pur essendo una città, un comune e non una grande provincia, in un livello veramente alto. Noi ci auguriamo che questo sia un ennesimo tassello che Atletica Silca, dopo 42 anni di storia e di ragazzi di vivaio che sta crescendo sempre di più, possa fare ancora meglio in futuro. Ovvio che questo è una grande video, una grande immagine, visto che siamo anche in streaming, per poter permettere ai ragazzi più giovani di capire dove possono arrivare. Non c'è un limite dove una persona, un ragazzo che viene in Atletica Silca possa non arrivarci. Basta impegno, dedizione, voglia, determinazione, e noi mettiamo tutti questi ingredienti per poter arrivare a grandi risultati. Questa manifestazione è importantissima, il meeting di atletica è di primaria importanza, lo riteniamo uno degli eventi, forse l'evento sportivo di maggior caratura a livello corniglianese. Devo ringraziare il presidente Piccin, l'Atletica Silca, anche perché l'investimento di 600.000 euro che abbiamo fatto per rifare la pista di atletica era finalizzato proprio a questo, poter mantenere il meeting internazionale e riuscire a fargli fare il salto di qualità nei prossimi anni. L'intenzione è di investire sempre di più in questa direzione e fare il salto di categoria e passare da un streaming che abbiamo oggi a una diretta Rai nei prossimi anni. Oggi ho avuto l'opportunità di partecipare come atleta al lancio del giavellotto, al meeting Città di Conegliano, qui organizzato dalla mia società Atletica Silca, e devo ringraziarla perché mi ha dato una grande opportunità e anche di aver messo in piedi come ogni anno questo meeting che sappiamo ha bisogno di un gran numero di risorse, diciamo, essendo presenti atleti di livello internazionale, e questo è stato possibile anche grazie ai nostri sponsor, tra cui Silca e Banca Prealpi San Biagio, che anche quest'anno ci hanno permesso di costruire tutto questo e darci la possibilità di vedere degli atleti di livello internazionale gareggiare qui tra di noi. È stata, devo dire, davvero una grande emozione.